Durante la notte esplodono 2 bombole di gas in una palazzina di villeggianti a Bibbione, stabile semidistrutto, famiglie evacuate, 2 bimbi feriti. Una sedia davanti alla sua proprietà per bloccare i tecnici di ANAS. Da stamane la protesta di chi si oppone all'esproprio, dove sorgono i resti della chiesetta di Faè di Longarone, simbolo del Vajont. Per un'ora in balia dei banditi, 56 anni di Bassano sequestrato e rapinato del prezioso carico e poi scaricato a Pederobba. Indagini dei carabinieri su una vicenda che presenta ancora punti non chiari. Giro di vite sulla sicurezza del comune padovano di Solesino, mitra e giubbotti antiproiettile per gli agenti della polizia locale. Ieri sera a Treviso la marcia silenziosa per non dimenticare il vice brigadiere dei carabinieri ucciso a Roma. Hanno partecipato oltre un centinaio di persone. Carenza dei medici dell'ospedale del Veneto, la Regione a giorni emanerà una delibera che dice il governatore Zaia dovrebbe forzare un po' la mano per risolvere l'emergenza. Fatto cancellare a tempo di record dal sindaco di Treviso il murales che lungo la Restera raffigurava il vice premier Salvini con la corna da diavolo intento a baciare un crocifisso. Si avvicinano le riprese del film sulla storia della mamma di Spresiano che prima di morire di cancro ha lasciato alla sua figlia piccola 18 doni. L'attrice Vittoria Puccini, che interpreterà Elisa Girotto, ha incontrato il marito della donna. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano subito a Bibbione, dove il nostro Filippo Fois ci racconta al telefono i momenti di paura vissuti questa notte quando una fuga di gas e poi un'esplosione hanno semidistrutto una palazzina con dei villeggianti all'interno. Filippo. Sì, buongiorno da San Michele al Tagliamento. È un'esplosione che poteva avere conseguenze gravissime, tragiche. Fortunatamente si registrano solamente 2 feriti lievi. L'esplosione si è verificata in via Bilancia a Bibbione poco dopo le 3:30 di notte, a saltare in aria una palazzina nella quale soggiornano 4 famiglie di villeggianti, a rimanere feriti 2 bambini sotto i 10 anni che sono stati portati in ospedale per le cure del caso, ma come detto le loro condizioni non destano assolutamente preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro e Lignano, hanno lavorato fino alle prime ore di questa mattina. Sembrerebbe acclarato che alla base dell'esplosione ci sia una fuga di gas da parte di una bombola. Abbiamo sentito poco fa i vigili del fuoco che ci hanno confermato questa versione. A scoppiare probabilmente sono state delle bombole che erano custodite all'interno di uno degli appartamenti al piano terra. L'esplosione è stata violentissima, è stata avvertita a un centinaio di metri di distanza, ha squarciato il silenzio che c'era a quell'ora di notte a Bibbione. Come detto, le conseguenze potevano essere gravissime, fortunatamente invece ci sono stati solamente danni pesanti all'edificio, ma nessun ferito grave e ancora di più fortunatamente nessuna vittima. Per ora è tutto e vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois ancora dal Veneziano, con uno schianto avvenuto nella tarda mattinata sul passante all'altezza di Martellago. Vedete le immagini dei vigili del fuoco dall'alto, un tamponamento tra 3 mezzi pesanti, tra 3 camion, risulta un ferito in serie condizioni trasportato all'ospedale e queste sono le immagini, ancora da stabilire un po' la dinamica di quanto accaduto. Di fatto appunto un ferito e soprattutto come potete immaginare, come vedete anche dalle immagini, il problemi di traffico completamente bloccato in quella zona lungo il passante. Adesso a Longarone per sentire dalla nostra Tiziana Bolognani com'è la situazione nella zona di Faè, dove, come abbiamo raccontato ieri, è iniziata stamattina la protesta del proprietario Giovanni Battista Protti del terreno dove sorgono i resti della chiesetta di Faè di Longarone, che fu spazzata via dal Vajont, è diventato un simbolo del Vajont, e poi a poco distante la chiesetta ricostruita. Un'opposizione contro l'esproprio di ANAS, anche se, come sappiamo, ieri ANAS ha tenuto a precisare che non di esproprio si tratterebbe. Di fatto però i tecnici di ANAS sono arrivati questa mattina e hanno trovato appunto il proprietario seduto davanti per bloccarli, una situazione in continua evoluzione. Ci racconta allora quanto sta accadendo Tiziana Bolognani. Tiziana.
Sì, buongiorno a voi da FAI di Longarone, dove dalle 9 di questa mattina Giovanni Battista Protti ha iniziato la sua protesta, diciamo così, gandhiana, seduto su una sedia davanti alla sbarra che impedisce l'ingresso alla proprietà della tenuta Protti qui a FAI di Longarone. Ma assieme a Giovanni Battista Protti sono arrivati anche uomini tecnici di ANAS che, entrando da un ingresso secondario, hanno sorpreso Giovanni Battista Protti, che li ha invitati ad uscire dalla sua proprietà. Noncuranti hanno deciso comunque di entrarvi per fare i rilievi tecnici che erano stati annunciati per oggi, giornata di ammissione al terreno dove deve sorgere la nuova variante di Longarone. Sono entrati scendendo da una scarpata e un'altra volta si è ripetuta la scena di Giovanni Battista Protti che li ha rincorsi per farli uscire. Una protesta, abbiamo detto, silenziosa, ma Protti non ha alcuna intenzione di mollare l'attenzione su questo che è un luogo sacro, un luogo simbolo della tragedia del Vajont. Qui sorgeva la chiesetta di Faè, spazzata dall'onda del Vajont. Qui la famiglia Protti costruì subito dopo la tragedia una nuova cappella dove tutt'oggi si celebrano funzioni religiose. Secondo quanto stabilito al MIBACT ieri, la riunione romana a cui hanno partecipato i sindaci di Longarone e di Cortina, il tracciato dovrebbe essere modificato, ma a tutt'oggi resta il progetto iniziale, cioè quello che prevede l'innalzamento di un muro di una ventina di metri e il passaggio della strada che verrebbe allargata esattamente sopra i resti della chiesetta di Faè. Da FAI di Longarone è tutto per il momento, gli aggiornamenti questa sera, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso la vicenda ancora con punti non chiari di un autista, un autotrasportatore per un'ora in balia dei banditi, sequestrato e rapinato del carico di oltre 50.000 euro di occhiali. Ci sono indagini serrate dei carabinieri, siamo nella Marca Trevigiana. Rapina, sequestro e giallo. Gli ingredienti di una vicenda ancora da chiarire in mano ai carabinieri di Montebelluna, perché è nel loro territorio, Pederobba, che secondo il racconto della stessa vittima sarebbe stato scaricato e legato a un albero un 56enne autista di origini pugliesi ma residente a Bassano del Grappa, dopo un'ora di terrore, bendato in balia dei banditi. Il blitz dei rapinatori si consuma nel pomeriggio di venerdì scorso lungo il tragitto dell'autotrasportatore dipendente di una ditta di Rosà tra il Vicentino e il Bellunese, con un carico di occhiali da oltre 50.000 euro. A Ponte nelle Alpi 3 malviventi, secondo il racconto del 56enne, lo intercettano con una utilitaria, ne bloccano il percorso, lo fanno scendere, lo legano con delle fascette, lo bendano e si impadroniscono del prezioso carico, portandoselo in giro per almeno un'ora, fino a lasciarlo in una zona isolata di Pederobba, nella Marca, prima di scomparire. Il 56enne legato a un albero riesce infine a liberarsi e a chiamare aiuto in una vicina birreria, facendo scattare l'allarme. Da quel giorno i carabinieri stanno cercando riscontri al racconto dell'uomo, non avendo trovato né il furgone né il carico. Tutte le piste per ora aperte, al vaglio le telecamere di sicurezza lungo il tragitto che il mezzo con i banditi e il repito potrebbe aver compiuto tra Ponte nelle Alpi e Pederobba. Un giallo che per ora resta aperto. Non è un giallo invece la vicenda di una ragazza, di una ventenne vicentina che invece è riuscita a far scappare chi voleva rapinarla. Altavilla esce dall'ufficio postale, viene avvicinata da un individuo con il volto travisato che le strappa di mano il telefono cellulare, strattonandola con forza e tentando di portarle via anche lo zaino. Ma la vittima, una ventenne di origine cinese, oppone una forte resistenza, aiutata anche da un passante. La loro reazione mette in fuga il malvivente che scappa in sella a una bici. Viene allertato il 112. I carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza della giovane, hanno avviato le indagini per risalire al rapinatore. In tema di sicurezza il comune di Solesino arriva a far dotare i vigili addirittura dei mitra.
Saranno equipaggiati con tute operative, con giubbotti antiproiettile e mitra. I vigili di Solesino presto riceveranno la nuova dotazione decisa con una determina dal nuovo comandante della polizia locale del comune della Bassa Padovana e approvata anche dal sindaco Elvi Bentani. L'arma mitra in questione è una semiautomatica della Glock calibro 9 con 2 caricatori, un dispositivo di ultima generazione con puntamento di precisione, simile a prima vista ad una mitraglietta dei carabinieri, ma di fatto inquadrata a livello normativo ad arma per le polizie civili. Per il primo cittadino il nuovo equipaggiamento servirà a garantire una maggiore sicurezza per gli agenti impegnati nei servizi mirati a prevenire rapine e furti nelle abitazioni, nonché durante i servizi di pattuglia stradale di giorno e di notte. Ieri sera intanto a Treviso la marcia silenziosa per non dimenticare il vice brigadiere dei Carabinieri ucciso a Roma. A partecipare oltre un centinaio di persone. Da Piazza dei Signori fino alla sede del comando provinciale dei Carabinieri in via Cornarotta, un lungo corteo silenzioso, quello che ieri sera si è snodato per il centro di Treviso per ricordare il vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cercello Rega, ucciso a Roma con 11 coltellate. Carabinieri, poliziotti, esponenti del mondo politico locale, ma anche tanti semplici cittadini hanno voluto rendere omaggio al giovane militare morto mentre faceva il suo lavoro. Avrei preferito che non aver organizzato queste cerimonie, perché è una cerimonia che comunque è una ricorrenza per una brutta cosa, per la morte di un collega, di un giovane collega, però la disgrazia ormai è accaduta e la partecipazione significa che la gente è vicina alle istituzioni, vicina ai carabinieri, vicina alla polizia, e quindi è un bel segno di onestà. Oltre un centinaio i partecipanti alla marcia dell'Italia onesta che non dimentica, il silenzio all'arrivo e poi un lungo applauso per non far cadere l'attenzione su questa tragedia che ha colpito un rappresentante delle forze dell'ordine mentre faceva il suo dovere. Trasversale il sostegno del mondo politico cittadino. Era giusto esserci come rappresentanza, anche se questa è una manifestazione puramente apolitica, perché noi esprimiamo sempre la nostra vicinanza a tutte le forze dell'ordine. Qua non ci sono colori politici, ma solo il rispetto della morte di un giovane ragazzo. L'arma dei carabinieri non ha colore, l'arma dei carabinieri è importante, fa un servizio per tutta la società civile e penso che la presenza di così tante persone che non avevano nessun tipo di connotazione, era veramente trasversale, ne sia appunto la prova provata. Bisognerebbe dare una medaglia d'oro al valor civile a Mario Cercello Rega, dicono diversi rappresentanti dell'Arma, e da ex carabiniere parla il primo cittadino di Arcade, Domenico Presti. Vedere che un dottore di forze dell'ordine che fa il suo lavoro quasi viene passato quasi lui per delinquente, credo che sia inaudita una cosa del genere. Ancora la cronaca, 14 anni in strada a spacciare cocaina, un baby pusher incastrato dal cliente nel Padovano. Ad appena 14 anni aveva già messo in piedi un proprio giro di spaccio, in pieno giorno stava vendendo cocaina. Un giovanissimo spacciatore è stato bloccato e denunciato dalla polizia locale di Padova durante un'operazione antispaccio nel quartiere Arcella. Ad attirare gli agenti è stato un cliente italiano che al giardinetto accanto alla Galleria San Carlo ha avvicinato un ragazzino nordafricano. Quest'ultimo ha estratto dalla bocca un sacchettino di nylon consegnandolo all'italiano e ricevendo alcune banconote. Il fenomeno dei baby pusher sta diventando sempre più frequente in città. Da qualche tempo giovanissimi spacciatori vengono ingaggiati perché se minori di 14 anni non sono punibili per legge. Il 14enne in questione ha tentato di colpire i vigili per evitare la perquisizione, ma alla fine sono stati sequestrati 165 euro frutto dello spaccio. Dopo essere stato identificato, il Tribunale dei minori di Venezia ha deciso di affidarlo ad una comunità protetta. E adesso parliamo di sanità, una delibera a giorni che dovrebbe forzare un po' la mano per risolvere quello che al momento è il principale problema della sanità, quello della carenza dei medici. L'annuncio ieri da parte del governatore del Veneto, Luca Zaia. Non posso annunciare nei termini della delibera, però parlerà ovviamente di medici e cercherà di dare una risposta in un momento tragico per il Paese, perché mancano 1.300 medici in Veneto e 56.000 in Italia, e cercheremo di forzare un po' il fronte con una delibera
che parlerà di nuove assunzioni. Sui dettagli della delibera il governatore Zaia non si sbilancia, ma quel che è chiaro è che la Regione ha intenzione di affrontare in maniera decisa e risoluta il principale problema della sanità pubblica, la carenza dei medici. Il presidente della Regione Veneto ha affrontato la questione durante l'inaugurazione del nuovo reparto dedicato alle incontinenze all'ospedale di Treviso. La difficoltà è reale, nel senso che la richiesta di cure è sempre più di qualità, è sempre più in aumento. Dall'altro i medici fanno un lavoro eccezionale, però è pur vero che a livello nazionale, se avessimo la possibilità di avere più medici, riusciremo a dare anche più risposte. Ricordo però che l'organico dei medici degli ospedali del Veneto, dei nostri 68 ospedali, non è diminuito su 11.000 unità, è diminuito di 250 unità in questi anni. Nuove assunzioni dunque annuncia Zaia, sollevando l'altro grande problema legato alla retribuzione dei medici del sistema pubblico, molti dei quali migrano al privato che paga di più. Questo è l'altro grande problema, nel senso che il privato ha possibilità negoziali che il pubblico non ha. Voglio anche ricordare che non è che il medico viene pagato quella cifra perché Zaia vuole quella cifra, c'è un contratto nazionale da rispettare, magari potessimo, se ci dessero l'autonomia potremmo anche farci contratti impropri. Nel frattempo a Treviso, per fronteggiare nell'immediato la carenza di personale che avrebbe messo in crisi durante l'estate diversi reparti, la Regione ha stanziato un extra budget di 1.500.000 euro per la libera professione d'azienda. La Regione Veneto ci ha autorizzato a splafonare rispetto al tetto nazionale. Quindi vuol dire che noi possiamo utilizzare più libera professione per i nostri, quindi farli fare più ore ma a pagamento, per cui noi i nostri che fanno più ore gli diamo ovviamente un quid economico per fare più ore. Una cinquantina i medici che dovrebbero aderire alla richiesta, per andare a pieno regime ne servirebbero quasi il doppio, sottolinea il direttore generale, ricordando che nell'ULSS 2 mancano 36 camici bianchi in specialità fondamentali come ginecologia, anestesia, pediatria e ortopedia. A Treviso restiamo per parlare del murales delle polemiche, l'abbiamo raccontato ieri, il murales che, lo vedete, raffigurava Matteo Salvini con le corna del diavolo mentre baciava il crocifisso, raffigurava al passato perché a tempo di record, come aveva annunciato, il sindaco di Treviso l'ha fatto cancellare, ha fatto cancellare gran parte di quel muro dove c'erano anche altri graffiti, ma soprattutto quello, dunque è stato tolto il murales delle polemiche che aveva scatenato insomma un dibattito molto ampio sui social, con anche in queste ore l'ironia delle opposizioni in Consiglio Comunale che si chiedono se questa celerità verrà riservata anche ad altri murales presenti in città. Adesso invece pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale, andiamo ad Abano Terme, adesso nella Padovano, ha sradicato alcune piante di fiori di vetro dall'aiuola lungo l'isola pedonale cittadina, pochi euro di valore ma un danno d'immagine per la città termale che vive di turismo, un'azione immortalata, quella di questo vandalo, dalle telecamere di sorveglianza. Guardiamo. 2:13, 3 agosto 2019, isola pedonale di Abano Terme, camicia bianca, sneaker, un uomo arriva, si ferma davanti all'aiuola e inizia, 1, 2, 3, 4 piante di fiori di vetro, le sradica, se le mette sotto braccio e poi va via. 1 minuto nella notte, tanto basta. Non sa probabilmente che riprenderlo c'è una telecamera di sorveglianza che questo gesto di drammatica inciviltà lo filma, fotogramma per fotogramma, impietosamente. Ad accorgersi di quanto accaduto i commercianti che si sono immediatamente rivolti al sindaco. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che indagano con la polizia locale. È veramente incomprensibile questo gesto. Sicuramente andremo a fondo, insieme alla Polizia Municipale e Carabinieri stiamo incrociando le immagini delle varie telecamere che sono presenti in tutti i varchi di accesso alla ZTL e vedremo di capire l'autore. Arrabbiati i commercianti che lottano ogni giorno per la pulizia e il decoro della città. Abbiamo pensato chissà chi sarà stata questa brava persona che si è appropriata di qualche cosa che è di tutti. Qui c'è stato un danneggiamento di quello che era anche la parte turistica, quello che è il nostro fiore all'occhiello di Abano, che è una città turistica prima di tutto. Il sindaco ha promesso una punizione esemplare, siete d'accordo? Assolutamente sì, sarebbe il momento giusto per farsi sentire anche da questo punto di vista, non solo in questo caso ma in altri casi che
continuano a verificarsi, sottolineo anche quella del rifiuto abbandonato che non fa sicuramente un bel impatto per il turista che arriva. Lungo l'isola pedonale, passeggio estivo di turisti e padovani, l'aiuola sarà sistemata al più presto, promette il Comune. In attesa dell'esito delle indagini, soldi di tutti saranno gettati al vento. Un furto che fa arrabbiare, un'azione maleducata, incivile, che lascia l'amaro in bocca e ti fa chiedere perché. Perché se lo chiedono anche i cittadini di Zianigo di Milano, siamo nel veneziano, che sono inviperiti per l'ufficio postale chiuso ormai da diversi mesi. Prossima apertura alla fine del mese di agosto, come c'è scritto sull'avviso di Poste Italiane, ma i residenti sono scettici per le tante inaugurazioni slittate. Sono 5 mesi che l'ufficio postale di Zianigo in via Scortegana è chiuso per manutenzione. L'ultimo avviso parla che questa filiale delle Poste aprirà il 29 agosto, ma precedentemente la Posta aveva affisso un altro bollettino dicendo che avrebbe aperto per fine mese di luglio, e invece ci ritroviamo ancora con le porte sbarrate. Ricordiamo che qui a febbraio c'è stata un'esplosione. Ignoti hanno attraverso una bomba fatto esplodere il bancomat portandolo via, causando anche danni alla struttura, e i cittadini protestano, si lamentano sia con il sindaco, quindi con l'amministrazione, perché ci dicono che da quel giorno non è cambiato praticamente nulla. Loro sono costretti ad andare in altri uffici postali con evidenti disagi per i cittadini del posto. Ultima data prevista, quella del 31 agosto prossimo, così c'è scritto sull'avviso di Poste Italiane, e così si augurano i cittadini di Zianigo, molto arrabbiati per i tempi di attesa. La gente è incazzata perché deve andare a Milano. Siamo messi non molto bene in questo paese qui. Sembra che il Comune anche ci abbia abbandonato, a parte la Posta, ma anche il Comune ci ha abbandonato. Teniamo conto che non abbiamo da anni neanche uno sportello bancomat, quindi anche come punto prelievi dobbiamo spostarci. Siamo presi un po' in giro perché in una frazione dove ci sono 5 consiglieri di maggioranza, di opposizione, compresa la sindaca nata in questo paese, non abbiano fatto assolutamente niente. Lo dico all'antenna allora per segnalare i disservizi del vostro paese, lo potete fare come sempre a redazione@antenna3.it, per scrivere una mail 0422 023 0898, il numero da chiamare per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms, WhatsApp, insomma per video, immagini e foto. Adesso andiamo a Villaga di Feltre, torniamo in montagna dove il mondo del volontariato è sceso in campo per il ripristino di uno dei luoghi più martoriati dalla tempesta Vaia. Era proprio un girone dantesco qua, con abeti sradicati, pioggia che veniva giù, l'acqua lungo la valle dove siamo adesso che correva, una serata che fa venire il groppo allo stomaco. L'incubo di Vaia è ancora vivo nei racconti di chi come Valerio Giusti quella maledetta sera del 30 ottobre si è visto la morte in faccia. Oggi il panorama da Villaga di Feltre mostra i tetti delle case rimessi a nuovo, ma ancora operai al lavoro. Silente ma costante l'impegno dei volontari. Il campo organizzato da Lega Ambiente, che con il Comune, il CAI e il Consorzio Costa Lunga Valgranda è in corso da una settimana, già può raccontare un lavoro importante attraverso l'esperienza di chi si sta prodigando, arrivando anche da lontano. Mi piaceva l'idea di poter essere utile e dare un contributo per un territorio che comunque fa parte della mia regione, quindi del Veneto, e sono venuta qui e ho trovato più di quello che avrei mai pensato. Questo è stato certamente uno dei luoghi più colpiti dalla tempesta a livello d'ambito cittadino. Feltre è senza dubbio il territorio che ha pagato di più. Noi avevamo fatto una prima stima all'inizio tra patrimonio pubblico, attività produttivi, siamo oltre 20 milioni, però probabilmente questa stima qua è destinata a essere rivista e rialza, perché basta vedere anche la gestione della montagna, cioè si fa fatica a quantificare il danno, che non è un mero danno solo di perdita di esemplari di alberi, ma anche una perdita di biodiversità, di paesaggio, quindi una serie di indicatori che spesso non sono tangibili. Al campo di Lega Ambiente tanti giovani che hanno mostrato sacrificio e abnegazione. Giovani veramente che danno speranza anche
a questo nostro mondo che sembra che sia tutto sulle spalle di vecchi, invece sono di giovani bravi davanti. Essere intervenuta in una situazione per ristabilire un equilibrio per un evento del genere a me premeva tanto, per il fatto di non rimanere solo a casa a lamentarmi, ma a mettermi in gioco. A breve ci sarà il primo Chuck del film dedicato a Elisa Girotto, la mamma di Spresiano, lo ricorderete, è morta di cancro dopo aver dato alla luce la sua primogenita. La sua storia è quella di 18 regali che Elisa ha voluto lasciare alla bimba per ogni compleanno, ha commosso l'Italia, e la sua vita, come abbiamo raccontato anche qualche mese fa, diventerà un film. Protagonista l'attrice Vittoria Puccini, e proprio Vittoria Puccini nei giorni scorsi, prima di iniziare le riprese, la vediamo in questa foto, si è recata a casa di Alessio Vincenzotto, il marito di Elisa, per capire davvero chi fosse questa giovane mamma, vedere le foto, sentire la sua voce registrata. A interpretare invece la figlia di Elisa, Anna, sarà l'attrice Elisabetta Porcaroli, rivelazione di quest'anno, è premiata con il Nastro d'Argento 2019. E a proposito di cinema, o meglio di stelle del cinema, questa sera di questo parliamo, meglio della passione per i selfie, per gli autografi, ma soprattutto per i selfie. Questa passione particolare lo faremo questa sera con un ospite a 20:10, Riccardo Scalise, che tutti però conoscono come Mr. Selfie, il giovane veneziano che ormai è diventato celebre in tutta Italia per aver raccolto tantissimi selfie, quelle più grandi star del cinema, non solo italiano ma anche internazionale, ma anche personaggi come il Papa, il Papa Francesco, il Pontefice, ma soprattutto star del cinema. Allora, questa sera ci racconterà come è nata questa passione, quanti selfie ha raccolto nel corso di questa carriera particolare e quali sono i suoi prossimi obiettivi, visto che fra poco inizierà anche la mostra del cinema a Venezia. Allora, davvero tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Nuovi temporali in arrivo sul nostro territorio, la pressione cede lievemente favorendo così il transito di un impulso instabile. Ecco il dettaglio di martedì 6 agosto. Sulla Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino, poi più nubi sulle Alpi con l'arrivo anche di qualche rovescio che potrà via via bagnare entro sera anche il resto della nostra regione. Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 15 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 32 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Bel tempo con condizioni stabili, tanto sole su tutti i settori. Anche in questo caso dal pomeriggio avremo qualche acquazzone sui rilievi e invece sarà più asciutto sulle aree costiere. Temperature invariate con minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 29 e 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo asciutto al mattino, poi temporali a carattere sparso possibili un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, le massime invece risulteranno essere comprese tra 31 e 32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.